Qui potremmo avere un problema. Il mio camper qui dietro è alto 2,66 m e qui c'è il cartello di 2,50 m. Quindi ora il dubbio, o torno indietro o provo ad andare avanti. Non lo so se si vede o se si sente, ma sono dentro a una portata. È la bellissima cascata della Soffia. È un posto incredibile, è la Valle del Mis. Ogni volta che mi trovo in questi posti penso, ma che cosa c'è oltre? Che cosa c'è oltre in questa valle? Tutta da esplorare. E quindi da qui parte la nostra avventura di oggi, all'esplorazione di questa valle qui davanti a me. Intanto si sta facendo scuro, è inverno, sono le 5, 5 e un quarto, quindi mi devo davvero apprestare ad andare a trovare un posto, perlomeno per fermarmi per questa sera. Siamo un po' nel momento clou della giornata, perché ora mi sto apprestando a raggiungere queste gallerie, ma devo pensare positivo ragazzi. Disagio totale qui, che Dio me la mandi davvero buona, perché questa galleria è molto bassa. Andiamo piano. My God. Maria, protettrice dei camperisti, aiutaci tu. Oddio, c'era un altro. Ancora più. Vedo la luce in fondo al tunnel. Vedo la luce in fondo ai tunnel. Per oggi di gallerie ne abbiamo fatte abbastanza. Adesso mi fermo qui. Lì c'è l'area barbecue, quindi mi preparo per la notte. Qui c'è il lago al tramonto. Che figata di posto, ragazzi. Questa qui in fondo, quella che non si vede, però in fondo lì è la diga del Mis. Il tramonto sta arrivando, là dietro le montagne, vediamo, non si vede quasi più niente. E mi appresto a mettere a posto un po' quel barbecue che è lì, pulirlo un pochino. Per fortuna ho portato la griglia. Comunque sembra una cartolina. Spettacolo. Questo? Qui ho messo un po' una merda, però lo posso pulire e utilizzo questi per la griglia. Dai. Non so se mi fermano con questa nel camper, cosa mi possono fare, però ho pulito alla bene e meglio. Fuoco scoppiettante, un po' di solitudine, lì, il lago alle mie spalle, questo bellissimo bosco, Egna lì, parcheggiata. Ora cucinerò
e andrò dentro perché fa davvero freddo e qui il fuoco mi aiuta un po'. Allora mi sono rifugiato qui dentro, ho acceso il riscaldamento, ci sono 19 gradi, si sta benissimo. Ho tagliato tutto. Ci vediamo domani per questa escursione che faremo qui attorno al lago. Buongiorno, questa è Piana Falcina, quello è il lago di Mis. Andiamo a fare questo anello, mattina un po' freschina, non c'è tanto sole, anzi non ce n'è per niente. Un cartello che fa da sfondo, una galleria che passerò più avanti, ma ormai sono sicuro che ci passo. Questa struttura oggi è chiusa, ma lì ci sono 10 posti per i camper, proprio lì, e ci sono tutti i servizi. Molto bello, proprio davanti al lago, proprio vicino ai barbecue. Si inizia già la salita con un dislivello molto importante. Subito. Se cercate un posto panoramico, questo è uno di quelli. Qui la strada scende in questa valle nebbiosa. Verso la cascata probabilmente, perché non sapevo ci fosse, però sento dell'acqua. Siamo arrivati quasi alla fine dell'anello, lì c'è il ponte che collega il parcheggio dove abbiamo lasciato l'auto. Sentiero molto bello, circa 4 km, in 2 ore l'ho percorso tutto e un po' di dislivello. Il giro di oggi si conclude qui, sono arrivato da Egna e se vi è piaciuto il video seguitemi.